Campagna vaccinale anti-Covid dell'USL Ottoberica. Al 3 gennaio sono 2071 i soggetti vaccinati, di questi 1857 sono operatori sanitari, medici ed infermieri, 214 invece ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani. Il ritmo è serrato e si vaccina anche nei giorni festivi, come è accaduto nella residenza per anziani Villa Margherita a Valdagno, dove si è raggiunto il 100% dei vaccinati tra ospiti e operatori. L'azienda sanitaria è venuta con una task force, ripeto, anche amministrativa, per cui inserimento dati. Ieri 1 ora e 40 abbiamo fatto 55 ospiti, 35 personale dipendente, inseriti i dati, chiusa la vaccinazione. I ragazzi che avevano dubbi hanno potuto avere le risposte immediate. Devo dire, un'organizzazione, spererei che in tutto il Veneto fosse così. Un'operatività frutto anche di uno stretto rapporto di collaborazione e comunicazione con le 40 case di riposo dell'azienda sanitaria. Con oggi credo che saremo indicativamente già 6, 7, forse anche 10, non lo so, perché ieri era domenica, c'è stata la vaccinazione, quindi mi pare di aver visto che a tamburo battente ogni giorno 2 o 3 strutture vengono fatte. L'aspettativa è alta, si confida di raggiungere oltre il 90% delle adesioni al vaccino tra gli ospiti e l'85% tra gli operatori sociosanitari. Sarebbe anche un segno importante nei confronti della pubblica opinione. In questi mesi siamo stati il bersaglio di tutti. Oggi dimostrare che non siamo quelli che ci hanno detto, ma che le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono straordinari anche in questa adesione.